Pronti? 1, 2, 3. Subito valida con Patrick S che va al comando all'esterno Gimme Heaven Sisu, mentre pasticcia Radio Wise che perde importanti metri, resta lì anche Voldemort Null, così come Electroshock. Gimme Heaven Sisu si scava posto alla corda nella scia di Patrick S che vuol correre davanti, mentre c'è l'errore anche da parte numero 4 di Avica Chuck SM SM che era rimasta all'esterno. squalificato. Terzo Lunghibirilli Antares Leone a precedere Zala Barmen, quindi ancora Raul Brid di fuori scoperto e Vaumar con in scia subito Ultras Griff, ancora Senna Trio, Radio Wise, Atlantide che chiude la retroguardia. 29,7 i primi 400 metri da parte di Patrick S che da battistrada ha deciso di imporre ritmo importante alla contesa, i 600 in 45,2. Gimme Heaven Sisu segue a un paio di lunghezze, poi ancora Antares Leone, Zalabar Men, quindi Raul Brid di fuori scoperto suo malgrado e Vaumar in pariglia sempre Ultras Griff, dietro si marcano e nessuno progredisce, così intanto Patrick S fa 1 minuto e 4 decimi i primi 800 metri di camminata sul piede dell'1:15 e mezzo, ritmo non disprezzabile vista la categoria. Patrick in vantaggio nei confronti di Gimme Heaven, poi ancora Antares Leone, Zalabarmen che sembra volersi spostare in anticipo nei confronti di Vaumar che faceva fatica a progredire senza una schiena. Patrick S intanto ha completato 1 chilometro in 1:16,3, il parziale da parte di Ultras Griff che cerca di scavalcare Zalabarmen per portarsi sulla testa della corsa, anticipa da secondo in corda Gimme Heaven Sisu, la risalita di Zalabar e di Ultras, poi sempre lungo la corda c'è Antares Leone a precedere l'8 di Raul Brid, la curva di destra passata in 15 da Patrick S che è sempre in vantaggio nei confronti di Gimme Heaven Sisu che prova a dare l'attacco all'esterno, Antares Leone che guadagna lungo i birilli, ancora Zalabarmen, Ultras Griff e Raul Brid, gli altri fanno fatica a intervenire dalle retrovie con la messa in mezzo alla pista da parte di Radio Wise che però ancora molto indietro. Gimme Heaven Sisu va all'attacco deciso nei confronti di Patrick S, mette mezza davanti all'avversario, allievo di Marcello Di Nicola che prova a passare ma reagisce Patrick S, Antares Leone si scosta dai birilli, di dentro allora va Raul Brid, poi ancora Zalabarmen in vantaggio Patrick S, attacca Gimme Heaven Sisu, di dentro Antares Leone, Patrick in vantaggio, attacca Gimme Heaven, Patrick si difende da Gimme Heaven Sisu, Patrick S che la porta a casa in percorso di testa nei confronti di Gimme Heaven Sisu, poi Antares Leone, Zalabarmen, come sono partiti sono arrivati. Il successo di Patrick S, Enrico Montagna il training, Maurizio Cheli alla guida, i colori del signor Mauro Pantano, il successo del vecchio dodicenne da Pine Chip che se la fa al comando, completa un bel percorso di testa e respinge tutti gli attacchi di un bellicoso Gimme Heaven Sisu che sembrava passare sull'ultima curva, ma poi Patrick S si è ripreso all'interno e porta a casa con una chiara lunghezza il successo. 2-5-1 l'ordine arrivo molto probabile della seconda tris, il premio Nigodi, il successo per Patrick S.